Cari telespettatori della Tena TV, ben ritrovati. Apriamo una nuova finestra informativa all'interno della nostra programmazione. Siamo in diretta, sono le 12:14 in questo momento del 23 marzo, lunedì 23 marzo 2020. Riapriamo, dicevo, una nuova finestra informativa per aggiornarvi sulle ultime notizie riguardo all'emergenza coronavirus e in particolare con un focus sulla situazione di Vittorio Veneto. Anche in questo caso ho il piacere di avere collegato con noi il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, che saluto. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Perfetto. Allora, sindaco, cerchiamo di fare un po' il punto della situazione, perché nel fine settimana ci sono arrivate tante domande anche a noi riguardo ai numeri del coronavirus a Vittorio Veneto e riguardo soprattutto alle mascherine della regione, chiamiamole così per capirci, insomma, riguardo alla distribuzione delle mascherine. Allora, partiamo prima dai numeri, così accontentiamo tutti quelli che appunto volevano sapere quanti casi ci sono a Vittorio Veneto. Allora, come tutti avranno avuto la sensazione, i numeri stanno crescendo ancora. Il flusso di questi numeri è ripreso, da 3 giorni noi li abbiamo, e gli ultimi ci dicono che cittadini vittoriesi in cura, perché sintomatici, sono 32. Questi 32, naturalmente la gran parte di questi 32 sono in cura, però non sono in condizioni gravi e vengono trattati normalmente. Qualcuno di questi, non sappiamo quanti, ma dovrebbero essere un numero assai ridotto, sono in terapia intensiva. Altrettanti sono quelli, diciamo così, attenzionati, cioè persone che si sa essere venuti a contatto con i positivi e che quindi sono confinati nelle loro case in attesa che passino questi 14 giorni canonici di osservazione. Quindi diciamo, riassumiamo, 32 vittoriesi a ieri sera, quindi dati del 22 marzo, di domenica sera sì, 22 marzo, sì, esatto. 32 quindi vittoriesi colpiti dal coronavirus e quindi ricoverati in ospedale a Vittorio Veneto, giusto, nel nosocomio di Non è detto che siano tutti Ah, a Vittorio Veneto, ok. possono essere, anche se ce n'è 4-5, immaginiamo, in terapia intensiva, sono al momento ricoverati in nosocomi che possono offrire questo servizio. Ok. Quindi diciamo così che si presume che 4-5 siano in terapia intensiva e il resto non abbisognano di questo tipo di trattamento e quindi sono in attesa che passi, ecco, questa affezione. Ok, e poi ci sono altri 30 in quarantena forzata, diciamo, non quella che tutti... 34, 34. 34 sono in casa, confinati, che non hanno nulla, non hanno nessun sintomo, che però sono stati conviventi in qualche modo con i positivi e quindi prudenzialmente vengono tenuti confinati nelle loro case e vengono contattati quotidianamente, anche più volte al giorno, dai servizi dell'ULSS per... Vediamo, abbiamo perso un attimo sentire, sì. Un attimo, vediamo di riprendere. Si è Quindi, interrotto? sì, si era Sì. interrotto, quindi Sì. le persone che sono a casa sono Due, contattate tutti i giorni. sì, anche più volte al giorno, appunto per seguire l'andamento del fenomeno. 2 sono i deceduti, uno che si sapeva e più un altro del quale non conosco l'anno di nascita, quindi non conosco l'età. Comunque i deceduti sono 2, mentre di uno è stato definito guarito, ovvero sia ha sviluppato la malattia, è stato curato, è guarito, è stato riprovato, è privo di virus e quindi viene considerato guarito. Guarito. Ok. Quindi questa la situazione per i cittadini di Vittorio Veneto, giusto? Di Vittorio Veneto, sì, Ecco, esatto.
Scusi Sindaco, cerchiamo di fare un po' di chiarezza perché ovviamente ci sono tanti dati che arrivano da più parti. Lei ci ha dato i dati dei cittadini vittoriesi, ciò non toglie che nell'ospedale civile di Vittorio Veneto ci siano più ricoverati per Covid-19 perché vengono anche da altri comuni, da altre zone, giusto? Esatto, specialmente ora che Vittorio Veneto sta transitando verso la sua unica funzione che dovrà essere in futuro quella di accogliere esclusivamente i sintomatici di coronavirus, avrà i numeri che si presume aumenteranno anche nei prossimi giorni, però provengono da tutta l'area circostante il comune nostro a servizio un po' di tutti, perché questa è la sua funzione attualmente. Ecco, io avevo un dato, mi pare di sabato, se non sbaglio, che fosse di 52 a sabato, però non ho il dato di ieri. Le Sì, risulta? un leggero aumento anche di quelli là, ma provengono appunto Ok, anche da altri comuni. ok. Prima di Questo, parlare delle mascherine, ieri noi della Tenda TV abbiamo fatto un giro in città. Allora, ieri era la prima domenica proprio totalmente di chiusura, non c'erano nemmeno i sì, supermercati aperti e quindi era proprio tutto chiuso. Lei avrà visto il video perché insomma quel video lì ha fatto dei numeri veramente importanti che però testimonia, le immagini che abbiamo documentato testimoniano come i vittoriesi realmente abbiano capito il problema e stiano a casa in questo momento. Lei cosa si sente di dire ai vittoriesi? dico che oltre al video che ho visto naturalmente anch'io, ho fatto i miei giri in città, anche in luoghi che nei giorni scorsi vedevo frequentati un po' di più e ho potuto constatare che i vittoriesi si stanno comportando molto molto bene, non c'era nessuno in giro. Mi è capitato di far giri interi vedendo due persone, una a San Giacomo e una verso Tracentro e Serravalle, con un cagnetto con tutto l'aspetto di chi era uscito proprio per il fabbisogno momentaneo, quindi direi che è quasi praticamente assoluto, l'obbedienza dei vittoriesi è assoluta, si stanno Ecco, quindi comportando veramente bene e questo tra qualche giorno darà per forza i suoi frutti. ecco, poi alla fine parliamo un po' del futuro, di che cosa si aspetta anche lei. Intanto magari mentre parliamo, poi vedremo di togliere l'audio, riproporremo anche qualche immagine, magari più volte nel corso della giornata rivedremo queste immagini molto suggestive, insomma, della nostra città, una città ferita per certi versi, ma che si sta riunendo tutti quanti chiusi all'interno delle proprie case per vincere questa importante battaglia. Detto questo, Decisamente sì. veniamo alle mascherine. Mascherine, allora partiamo da dove? Dal fatto che tutti avranno visto come siano estremamente contingentate e sono praticamente sparite dal mercato quelle poche che c'erano. Quindi ci stiamo avvalendo in questo momento dell'azione di Tipografie Venete che ha prodotto un certo tipo di mascherina più veloce da realizzare e al momento riusciamo ad averne 500.000 al giorno. 500.000 al giorno su una regione che conta 5 milioni di abitanti vuol dire che per 10 giorni avremo una distribuzione comune per comune di queste mascherine. A noi è stato garantito che ne arriveranno una a testa, quindi ci aspettiamo l'arrivo in una decina di giorni, ripeto, di 28-29 mila pezzi. E la distribuzione è già cominciata venerdì sera, venerdì tardo pomeriggio, abbiamo avuto la prima tranche, sono in attesa di avere quelle di ieri e quelle di oggi, per cui abbiamo passato il tempo di questo weekend nell'organizzarci per la distribuzione. Noi intendiamo fare in modo che nessun cittadino debba muoversi e quindi saremo noi a passare
famiglia per consegnarne 2 per ogni famiglia. Alla fin fine la media per noi è di 2 mascherine per nucleo, perché abbiamo circa 13.000 nuclei familiari e siamo in 28.000, la media nostra quindi è proprio di 2. Queste mascherine, si sa, sono in attesa di certificazione da parte del Ministero. Si presume che questa certificazione arrivi, perché le caratteristiche sembrano essere sufficienti per fare il loro lavoro, e quindi noi abbiamo allestito delle squadre, abbiamo stampato questa mattina 707 pagine per elencare ogni singolo capofamiglia collegato a un numero civico, a una via di ogni quartiere, in modo tale che i volontari della Protezione Civile, che cominceranno da domani mattina la distribuzione, avranno un elenco preciso di riferimento. Ciascun capofamiglia, ciascuna famiglia riceverà quindi 2 mascherine dentro a un sacchetto. Assieme alle 2 mascherine ci saranno delle indicazioni su come usarle e sul reale valore che hanno le mascherine, che vorrei ripetere magari in questo momento. Certo. La mascherina serve soprattutto perché i positivi e anche senza sintomo, e che quindi riescono a arricchire l'ambiente di virus da loro prodotti, non possono farli, perché il loro respiro l'umidità del respiro e dei colpi di tosse vengono fermati dalla mascherina, e quindi non conoscendo coloro che ne liberano, è bene che tutti la portino in modo tale che nessuno liberi virus o troppo virus nell'ambiente. Ecco. Mentre di converso la mascherina, diciamo anche nessuna mascherina, riesce a garantire il fatto di non acquisire il virus. Soltanto bardature particolari che usano in ospedale riesce a garantire questa cosa. La mascherina aiuta, però non è che garantisca che nel flusso di aria che si aspira non ci siano virus. Quindi è un impegno di ciascuno di noi di portarla nel momento che va all'esterno della sua casa, per non seminare virus suoi. Questa è la funzione di tutte le mascherine praticamente. Certo. E sono in numero di 2, perché ripeto, la produzione, pur puntando a superare i 2 milioni di pezzi alla settimana, si raffronta a una regione che ha 5 milioni di abitanti, e quindi quantomeno una decina di giorni saranno indispensabili soltanto per produrre il numero di una a testa. Noi abbiamo pensato di utilizzare questo sistema del porta a porta, perché innanzitutto, come ripeto, tutte non le abbiamo al momento, ma ci vengono erogate giorno per giorno, e quindi anche volendo fare i bravi non avremo i pezzi da distribuire immediatamente. Ci vorrà una settimana abbondante, e alla fine noi ne avremo distribuite 2 per ogni nucleo familiare. Queste vanno usate secondo le indicazioni che troverete dentro assieme alle mascherine, cercando di risparmiare e cercando di utilizzarle per gli effettivi bisogni, ovvero sia fare la spesa, magari una spesa alla settimana può bastare, per andare dal medico, per andare a fare quelle cose che è indispensabile fare, secondo le indicazioni generali. L'uso delle mascherine non esime dal avere tutte le altre attenzioni, stare 3 metri l'uno dall'altro, uscire esclusivamente per uno stato di necessità che è già pianificato quale debba essere, e quindi tutte le norme prudenziali vanno comunque mantenute. La mascherina è un qualcosa in più che si cerca di dare nel modo più efficiente possibile a tutti, e che ci impegnerà nei prossimi giorni. Ecco, allora, ripetiamolo soprattutto per magari le persone più anziane, oppure per chi si fosse messo in comunicazione solo ora. Dalla giornata di domani partirà la distribuzione delle mascherine, che non sono proprio delle mascherine quelle classiche, ma sono quelle della regione
quindi quelle che ha presentato il presidente della regione Zaia qualche giorno fa, sono fatte grazie alla collaborazione di una tipografia di grafica veneta, mi pare appunto Sì. che sia la ditta che si è riconvertita per produrre queste mascherine proprio per la regione del Veneto. Esatto. Questa tipologia di mascherine verrà distribuita a partire dalla giornata di domani, quindi da martedì 24 marzo, e vi verrà portata a casa, cioè ci saranno i volontari della protezione civile, quindi fughiamo Esatto. anche ogni dubbio per evitare che poi qualcuno suoni alla porta dicendo vi sto portando le mascherine e poi invece non è così. Ci saranno i volontari della protezione civile, quindi con, immagino, le tute arancioni? Non le so dire, non credo arancioni, penso che delle gialle, ma Sì, già, sì, comunque, sì. Ecco. comunque l'azione non è possibile scambiarla con altre, nel senso che ci sarà esclusivamente il fatto che un signore vi darà un sacchettino di nylon contenente 2 mascherine e il foglietto delle istruzioni. Punto. No, se qualcun altro si attarda a chiacchierare o a chiedere altro, sappiate che non sono i nostri uomini. I nostri uomini devono esclusivamente dire il buongiorno e dare il sacchettino. Punto. Ok. Ovviamente non ci sono migliaia di uomini in campo, quindi come ci diceva il sindaco, questa operazione impiegherà una decina di giorni più o meno? Impiegherà una decina di giorni, non tanto perché non abbiamo uomini e volontari che ne abbiamo. Il fatto è che il flusso di mascherine sarà limitato Sarà a scaglionato. 2-3 mila al giorno e quelle possiamo dar fuori. Perfetto. Se le avessimo tutte ci metteremo molto meno, impiegheremo più uomini, ma il fatto è che proprio dobbiamo distribuire quelle che abbiamo, non quelle che non abbiamo. Certo, quindi questo è molto chiaro. Questo parallelamente a tutti i servizi di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse puntate, insomma nelle scorse trasmissioni, e quindi il numero utile che è lo 0438 569 333 o 332, Sì. che serve per la consegna dei pasti a domicilio, la consegna dei farmaci, altre informazioni utili che ritenete che possano appunto servirvi. Questo è il numero, rispondono i servizi sociali del comune di Vittorio Veneto e quindi trovate tutte le informazioni necessarie. Tutte le giusto? mattine, tutte le mattine. Tutte le mattine, esattamente. Esatto. Bene. Quindi nulla cambia di quello che avevamo già messo in piedi, in più aggiungiamo questa operazione di distribuzione delle mascherine. Questo è quanto al momento. Perfetto. Sindaco, ci sono altre comunicazioni che ritiene importante dare alla cittadinanza? Beh, comunicazioni, questo aspettiamoci sempre un aumento dei casi che sarà, presumo, sempre più flebile, perché abbiamo tesaurizzato un po' il nostro buon comportamento dei giorni scorsi e quindi i numeri continueranno a crescere sempre meno fino ad arrestarsi per poi un certo giorno cominciare a vedere che diminuiscono. Quindi la curva si formerà, ecco, in base al comportamento che avremo. Di buone notizie, ieri ho avuto un colloquio anche con ex colleghi dell'ASL che sono impegnati su questo fronte, è che sembra che questo virus lasci immunità. E quindi questo lascia ben sperare per tutti coloro che adesso si stanno adoperando nella creazione di un vaccino, che quindi dal momento che la malattia è risultata non essere come un raffreddore, per cui lo si può prendere anche più volte perché non lascia immunità, ma lasciando un po' di immunità si lascia presumere che sarà più facile creare un vaccino. Fino a quel punto là saremo un pochettino, ma la malattia ancora del tutto non si conosce, ogni giorno che passa ci lascia però vivere esperienze nuove dalle quali ricavare delle verità che ci servono per la miglior gestione possibile. Certamente.
Sindaco, io la ringrazio, direi di appunto estendere ancora una volta il ringraziamento ai vittoriesi che insomma si stanno comportando bene, le nostre immagini, le immagini che avete visto anche adesso lo testimoniano e bisogna però continuare così anche e soprattutto quando, ma ci risentiremo ovviamente, quando dovesse esserci il calo, diciamo, della curva, lo stesso bisognerà tenere alta l'attenzione, continuare non fino a mollare quando le mai, autorità, non mollare mai, non esatto, mollare fino a quando le mai. autorità non diranno è finita, giusto? Sì, vorrei aggiungere anche una cosa, questo messaggio, i contenuti di questo messaggio io li riproporrò con il nostro sistema Alert System che raggiunge quasi 5.000 utenze e quindi ripeterò le stesse Al cose telefono. anche al telefono. In più farò anche un qualcosa su Facebook con la preghiera che tutti rilancino in modo tale da coprire il massimo la popolazione con queste informazioni. Semplici, ma è necessario conoscerle. Perfetto, perfetto. Sindaco, io la ringrazio come sempre per la disponibilità. Qui, Io ringrazio voi, un saluto a tutti. grazie, qui le porte ovviamente, anche se virtuali, sono sempre aperte e quindi qualora ci fosse la necessità di parlare direttamente con i cittadini, noi siamo a sua disposizione. Benissimo, grazie e coraggio. Grazie Sindaco, grazie. Salutiamo quindi il Sindaco di Vittorio Veneto Antonio Miatto che è stato con noi anche in questa edizione straordinaria del 23 marzo che si conclude appunto in questo momento. Vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia. Tra pochi istanti partirà a casa con noi il nostro programma consueto dell'ora di pranzo che ha l'obiettivo proprio di tenervi compagnia in questa fase un po' particolare. Grazie a tutti voi e a presto.